La SAV, Sorveglianza Aerea Veneta, in riconoscenza dell'invito ricevuto lo scorso 4 maggio per far conoscere le attività di protezione civile ai giovani, quest'oggi si è riunita con le rappresentanze della Protezione Civile di Cavarzere, di Chioggia, di Cona, della Croce Rossa e del Corpo dei Vigili Urbani di Cavarzere per ringraziare del coinvolgimento. A tutti è stato donato il crest della SAV e una pennetta USB personalizzata con il logo. La SAV ha avuto quindi occasione di presentarsi, di rendere nota la propria storia e i passi che si intendono fare. Tra questi il progetto di salvamento a mare grazie all'ausilio dei droni, primo progetto in tal senso d'Italia. L'intenzione è di entrare a far parte delle attività di protezione civile, l'addestramento al volo con i droni. Tutti sono stati impressionati molto positivamente dai passi da gigante che SAV sta facendo in così breve tempo, composta com'è da persone in possesso di importanti qualifiche. A presentare l'ODV il presidente Marcello Colombo. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.